Danilo Riponti oggi qui al Castello di San Salvatore in veste di storico in questo evento dell'estate tizianesca. Che segreti, che aneddoti, curiosità verranno svelati? Quest'oggi parliamo di San Salvatore del Ruolo, che il Castello di San Salvatore e Rambaldo VIII il Magnifico hanno esercitato nella storia di questa famiglia straordinaria. Io mi limiterò a poco, quest'oggi è un incontro conoscitivo del sito, poco altro, però cercherò di introdurre il significato simbolico che questo edificio sontuoso, non soltanto residenza, non soltanto presidio militare, ha rivestito nella storia del Medioevo trevigiano. Ci saranno degli aneddoti sicuramente, il castello è ricchissimo di notazioni, di aneddoti. Tuttavia il focus principale sarà capire un concetto fondamentale, un concetto inedito per la verità, su cui sto riflettendo da qualche anno analizzando castelli in tutta Italia e anche fuori d'Italia. Il castello talvolta è una espressione simbolica dei valori della famiglia che lo erige, che lo costruisce. Rileggere quindi l'architettura del castello in termini simbolici, cosa che ho cominciato a fare con Castel del Monte di Federico II Svevo, è una avventura dell'intelligenza e dello spirito particolarmente affascinante. In poche battute cercherò di introdurre ai cari amici della Fondazione Tiziano di Pieve di Cadore, con i quali ho una collaborazione e un'amicizia storica, introdurre questo concetto particolare che poi nel tempo spero di sviluppare anche per iscritto.